pronti per il nostro collegamento in esterna con Giacomo Plotzner. E Giacomo, dove sei? Ciao, buongiorno Raffaella, siamo poco distanti dalla sede, siamo in via Gonars per presentare un nuovo impianto NET, che da poco ha aperto i battenti con delle nuove prospettive e anche degli indirizzi nuovi. Siamo qui in compagnia di Luisa De Marco, presidente di NET, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. E con l'ingegnere direttore degli impianti Alessio Scarpa. Buongiorno a tutti. Per cominciare volevamo chiedervi se ci potete presentare, ci introducete in questo nuovo impianto, in cosa consiste e cosa rappresenta. Per Udine questo nuovo impianto, che dobbiamo dire che non è ancora entrato in funzione ma è prossimo ad entrare in funzione, è un grande passo avanti nel senso proprio degli obiettivi comunitari, quindi interpretando perfettamente il concetto di economia circolare. Andrà a trasformare quella che è una frazione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, quindi in particolare la frazione organica, in energia e biometano. Per cui un'economia circolare, nel senso che trasformiamo il rifiuto da problema a risorsa. E questo infatti è il filo conduttore, il filo rosso di tutta la progettualità, quello dell'economia circolare. Ci torneremo anche in seguito. Chiedo all'ingegnere invece se ci può dare qualche numero, qualche riferimento statistico rispetto a quello che porterà questo impianto. Sì, allora questo impianto, come diceva poc'anzi la Presidente, tratterà soprattutto la frazione organica, e per un tonnellaggio all'incirca di 54.000 tonnellate di materiale. E tramite questo la biodigestore, la digestione anaerobica, che è questo processo che tramite questi batteri trasforma poi l'organico in biometano, arriveremo a produrre circa 4 milioni di metri cubi di biometano. Diciamo che una famiglia media di 4 persone in un anno, tra acqua calda e riscaldamento, consuma sui 1200-1300 metri cubi. Un fabbisogno del genere potrebbe soddisfare sulle 3200 famiglie all'incirca, adesso famiglia più, famiglia meno, e quindi questo è un po' tutta la chiusura del cerchio, no? Come si dice, dell'economia circolare. Chiaro. E rispetto agli esiti, ai risultati che vi aspettate, nel senso, qualcosa ci avete già accennato rispetto alle tonnellate, alle quantità, a quello che viene prodotto, smaltito e redistribuito in qualche modo, ma entrando un pochino più nello specifico anche da un punto di vista proprio ambientale ed impatto sulla cittadinanza, quali sono appunto i riscontri che vi aspettate? Chiedo alla Presidente. Per quanto riguarda la cittadinanza, alla cittadinanza chiediamo, per poter far funzionare bene questo impianto, di fare una raccolta differenziata ben fatta e una raccolta differenziata spinta, perché tanto più è pulita la frazione organica, tanto più questo impianto, che è un biodigestore, funziona, e questo noi confidiamo possa riuscire anche a contenere, diciamo, l'incremento delle tariffe rifiuti, se non abbassare le tariffe dei rifiuti. Ecco, come potete sentire siamo proprio all'esterno, dove qua stanno effettivamente lavorando, ci sono un po' di rumori perché sta partendo, e quindi siamo proprio nel vivo della situazione di tutta questa frazione organica che si sta muovendo. E volevamo sapere, dal punto di vista dei risultati si parlava di energia e di biometano, qual è la differenza anche a livello di procedura per ottenere l'uno o l'altro? Forse meglio di me l'ingegnere. Comunque il primo prodotto che si ottiene è il biogas. Col biogas si va a produrre energia elettrica a servizio dell'impianto, quindi dovrebbe diventare in teoria quasi autosufficiente dal punto di vista del consumo energetico. Una successiva trasformazione, non chiedetemi come, ma dal biogas diventa biometano, che andrà ad alimentare i nostri mezzi, quindi veramente la chiusura perfetta del cerchio. Passo la parola all'ingegnere. Sì, appunto, come si diceva, l'impianto funziona con queste due frazioni in realtà, no? Questa frazione organica è una frazione organica putrescente, che invece deriva poi da il trattamento dell'indifferenziato che NET fa a San Giorgio, che verrà poi portato qua. Con queste due frazioni, una frazione appunto produce questo biogas che serve tramite un cogeneratore a produrre energia elettrica per il fabbisogno dell'impianto,
e invece l'altra parte produrrà proprio il biometano, che è una componente più pura, che sarà quella che verrà utilizzata per i nostri camion, circa una cinquantina che verranno convertiti a biometano, e una parte verrà immessa in rete. Quindi con queste due frazioni di raccolta differenziata noi arriviamo a produrre il biometano e che verrà utilizzato, no? C'è poi un'altra parte, che l'uscita dal biodigestore, ci sarà un digestato che insieme a 12.500 tonnellate di verde, quindi che viene dalla raccolta differenziata del verde, produrrà poi un compost di qualità, quindi c'è anche questa parte dell'impianto che verrà sviluppata. A 360 gradi. Interveniamo da studio, Giacomo, per fare una domanda. Volevo chiedere alla presidente De Marco, ovviamente immaginare che un'azienda come NET si inserisca all'interno del circuito dell'economia circolare significa aver fatto un salto culturale importante. Come si sta, diciamo, inserendo all'interno del circuito, che ovviamente non riguarda solo un'azienda di gestione dei rifiuti, il tema dell'economia circolare dal suo osservatorio? Direi che c'è all'interno di tutte le aziende ormai una spiccata sensibilità verso questi temi, che vanno all'insegna sia di riuscire a efficientare i processi produttivi e renderli più economici, ma soprattutto c'è una maggiore attenzione dal punto di vista ambientale. Il concetto della sostenibilità ormai è un patrimonio che si sta diffondendo sempre di più anche a livello della nostra classe imprenditoriale, e non solo, è un fattore fondamentale ormai anche per accedere al credito o comunque per qualsiasi altro contesto dove si voglia operare. In termini di marketing, essere sostenibili dal punto di vista ambientale è un plus che ormai è patrimonio di tutte le aziende, e chi ancora non è adeguato, io immagino lo farà in tempi brevissimi, perché anche il cittadino più attento a questi temi saprà selezionare quali saranno i propri fornitori, i propri commercianti di fiducia, con questi anche con la valutazione dal punto di vista appunto della sostenibilità a tutto tondo, economica ed ambientale soprattutto. Sì, tornando su questo punto, perché appunto la svolta green verso la sostenibilità è una mission quasi generale, sta riguardando molte organizzazioni, molte aziende, però appunto è il cittadino che decide, come diceva lei adesso, nel senso che si identifica con quelle realtà che meglio, più di altre, riescono a chiudere questo cerchio, quello che in qualche modo si potrebbe definire anche un cambio di paradigma, quindi non una piramide dove dal prodotto si consuma e si butta via sostanzialmente, quindi un processo o piramidale o lineare, ma in questo caso circolare, dove il rifiuto diventa riutilizzo, fonte di energia o di produzione di nuovi materiali. Quindi anche in questo senso è come vi ponete, volevamo chiedervi. La NET da anni sta facendo campagne di sensibilizzazione e una comunicazione ambientale spinta attraverso le scuole, ma anche i centri estivi, e quindi i ragazzi, stiamo formando nuove generazioni di ragazzi molto più sensibili a questi temi rispetto a quello che possiamo essere noi o i nostri genitori. Ma tendiamo sempre di più a spingere su questi aspetti, tant'è che partiremo anche adesso con una nuova campagna social, con anche in termini diciamo didattici, giochi interattivi, per riuscire a coinvolgere sempre di più i ragazzi su questi temi, anche se devo dire che troviamo terreno molto fertile, perché forse le persone da educare maggiormente non sono proprio i ragazzi ormai, ma sono gli adulti, ma devo dire che il senso civico dei cittadini del Friuli Venezia Giulia è abbastanza spiccato, quindi riusciamo a ottenere percentuali di raccolta differenziata molto alte, molto più alte rispetto alla media nazionale. Che sono numeri importanti e non da poco, rilevanti anche da un punto di vista di impatto nazionale. Quindi emerge sulla base del suo ultimo intervento l'importanza della comunicazione, che avviene sia attraverso canali social ma anche altri canali appunto. E a monte
si diceva anche che è la raccolta differenziata quello che permette di svolgere il processo in maniera efficiente e produttiva. Come sì, per quanto in qualche modo abbiamo fatto notare che il Friuli Venezia Giulia è virtuoso in questo senso, ma come si educa alla raccolta differenziata fatta nel modo corretto? Sì, come dicevo, noi ci attestiamo già su percentuali molto buone, si può sempre migliorare e il cittadino che prima aveva dei dubbi che la raccolta sì tanto poi va a finire tutto assieme, nel momento in cui capisce che effettivamente differenziare vuol dire produrre energia, vendere la plastica piuttosto che il legno o altri materiali, altre frazioni, si riesce a risparmiare l'ambiente e magari anche risparmiare in termini di tariffa sui rifiuti da pagare, questo è il miglior modo per riuscire a convincere i cittadini che differenziare è una cosa buona. Spesso i luoghi comuni dicono sì, noi ci impegniamo, differenziamo e poi va tutto assieme. Questo assolutamente non è vero e noi lo stiamo andando a spiegare in giro attraverso incontri serali e facciamo vedere proprio tutto il circuito che fanno queste frazioni di rifiuti. La raccolta differenziata è una cosa seria, farla bene aiuta l'ambiente e aiuta le nostre tasche. Chiarissimo. Ed è proprio questo anche l'elemento chiave, insomma il messaggio credo più importante che debba passare, fare la raccolta differenziata, perché poi si innesca tutto un meccanismo, un processo che dà dei risultati fondamentalmente proficui per tutti, va a vantaggio di tutti e non solo del singolo cittadino, e quindi l'azione del singolo è quella da cui parte dipende poi un riverbero molto più generale, molto più d'ampio respiro. Una domanda dallo studio, se possiamo, Giacomo. Assolutamente. Ecco, alla Presidente ma anche all'ingegnere volevo chiedere, rispetto a queste iniziative che fate di sensibilizzazione nei confronti soprattutto delle nuove generazioni, avete già fatto, ammetto la mia ignoranza, magari le state già facendo, o avete pensato di organizzare anche ad esempio delle visite guidate delle scuole, delle classi, anche delle classi delle scuole primarie o secondarie di primo grado, soprattutto a vantaggio dei ragazzini, perché io credo che, non so se siete d'accordo, ma toccare con mano, vedere anche come funziona questo biodigestore, capire bene da vicino quali sono gli step del funzionamento, cosa serve per farlo funzionare bene, credo che sia un buon modo, no, per sensibilizzare le nuove generazioni. Sì, noi abbiamo proprio un ufficio dedicato che si occupa anche di questi aspetti. Abbiamo in piedi diversi interventi nelle scuole, le scuole ci chiamano, i professori ci chiamano per organizzare degli interventi nelle varie classi. A breve, ad esempio, alcune classi faranno una visita al centro di raccolta di Udine. La scorsa estate è stato fatto invece sempre una visita al nostro impianto di San Giorgio, dove noi trattiamo il rifiuto secco indifferenziato, e quindi dove i ragazzi possono vedere cosa succede, come si sviluppano questi processi di selezione, di trattamento meccanizzato, eccetera. Quindi siamo molto attenti su questi aspetti e oltre a questo facciamo anche degli interventi nei centri estivi, c'è molta vivacità da parte sia delle scuole sia anche da parte ovviamente le scuole che organizzano con i comuni questi interventi, e abbiamo visto che c'è molta partecipazione e un aumento di richieste proprio per queste attività. Ecco. Sì, mettere le mani in pasta è sempre più, ti permette di entrare più nel vivo della questione, no? Sia dal punto di vista tattile sia dal punto di vista visivo. A questo punto io ringrazio il Presidente NET Luisa De Marco per la partecipazione e anche l'ingegnere Alessio Scarpa. Grazie a voi e sicuramente anche trasmissioni come la vostra ci aiutano a trasmettere un messaggio che va proprio nel senso del risparmio e della sostenibilità. Grazie a voi. Grazie a tutti. Grazie quindi Giacomo e grazie a Luisa De Marco e Alessio Scarpa per questo collegamento.